Amici di Generazione Non Stop, oggi vi presento il calendario 2013 di Miss I Love Agrigento. Tra pochissimo qua, proprio in questo set fotografico, tutti i ragazzi sono già pronti per scattare le prime foto delle ragazze che entreranno a far parte del calendario. Vediamo. Siamo con Tecla Perrone. Allora, anche tu Tecla sei all'arrivo di questa grande avventura I Love Agrigento, quindi Miss I Love Agrigento, e anche tu a quanto pare farai parte del calendario, se non sbaglio? A quanto pare sì. Abbiamo fatto oggi le foto, le prime foto, è stato bello. Abbiamo rivisto di nuovo tutte le ragazze, gli organizzatori, insomma, bello. Quindi ad oggi tu non sai se e come verrai messa nel calendario? No. Quindi a quanto pare sarà anche un fotomontaggio, ecco, della tua foto, e quindi non sai dove andrai a finire? No, non sappiamo niente, vediamo. Ed ecco, tra gli invitati abbiamo trovato Emilio Fedele, testimonial di Mastica Siciliano. Ciao Emilio. Ciao Omar, guarda, sono orgogliosissimo di partecipare a questo shooting fotografico perché con grande stupore insomma, nell'Agrigentino non si vedono tante di queste iniziative straordinarie, quindi è bello trovarsi qui e partecipare a queste grandiose iniziative. Allora, tu tra l'altro sappiamo, naturalmente, se vi collegate su Facebook e cercate Mastica Siciliano trovate un sacco di foto dove lui indossa questa maglietta Mastica Siciliano. Tra l'altro una delle ragazze è proprio a fianco a lui, solitamente Cetti Nicoletti, appunto come testimonial femminile, ecco, per quanto riguarda questa linea di Sergio Galvano. Allora, com'è posare per Mastica Siciliano? Innanzitutto sposi quest'idea che dà Sergio? Sì, sposo pienamente quest'idea perché io sposo veramente tutto quello che incentiva la mia terra, quindi la mia terra perché amo pietra su pietra di questa terra, quindi sposo l'idea di Sergio e quella di Mastica Siciliano, quindi vada bene così per Sergio e in bocca al lupo per tutto. Come potete vedere anche lei sta masticando siciliano, guardate, direi. Ecco, che oggi diciamo che non c'entra nulla perché oggi siamo per questa grande giornata dedicata a Miss I Love Agrigento, ma siccome ho appena intervistato anche Emilio Fedele, dicevo che sei un'ottima spalla per lui, testimonial femminile di Mastica Siciliano e lui maschile. Allora Cetti, oggi tu sei qua e sei stata in questa fantastica giornata presente, una delle star di oggi. Allora, com'è stata questa giornata? Dai, ci siamo divertite, è stata una bella giornata, alla fine ci siamo rincontrate tutte, abbiamo fatto le foto, insomma è stata una bella giornata, direi. No, abbastanza tranquilla, inizialmente ero un po' tesa, però alla fine è stato bello, ci siamo fatte le foto in piscina, in costume, adesso abbiamo fatto altre foto in maniera casual. Comunque è stato bello, ci siamo divertiti abbastanza. Ecco, abbiamo beccato un'altra ragazza, Serena Gibilaro, che stava per mangiare. Un attimo soltanto, capisco che dopo una giornata così è un po' di fame, mentre le tue colleghe stanno continuando a far foto. Allora, dai, dammi qualche giudizio per quanto riguarda questa giornata e dimmi cosa si prova a stare da quella parte quando ci sono tutte telecamere e fotografi dedicati tutti a te.
Oggi è stata una bella giornata, è stata rilassante, a me è piaciuta molto. Generalmente quando realizzo dei book fotografici alla fine ne esco distrutta perché sono veramente stancanti, sembra un mondo bellissimo dove ti truccano, ti pettinano, in realtà poi è davvero stancante, ma oggi devo dire è stato decisamente piacevole stare dall'altra parte, tra virgolette. Almeno per me che mi piace molto l'arte della fotografia e per chi ha passione è veramente bellissimo. Le prime volte magari con meno esperienza spesso si ha ansia e non si riesce a lavorare bene, a mano comunque si prende per l'appunto, scusando il gioco di parole, la mano. E alla fine si può diventare anche delle professioniste. Oh mamma mia, guarda, è pronta per andare via? Cioè, esci così? Sì, no. Solitamente sì. No. Solitamente no. Sei pronta per fare altre foto? No, ho appena finito sinceramente. Mi passate uno sgabello che mi sento un pochino... ok, allora il tuo nome e cognome lo vuoi dire tu? Nadia Quattrocchi. Allora Nadia, hai anche tu passato questa giornata insieme a noi, dai, cosa si prova a stare da quella parte del... Ma a me piace, io lo faccio sempre perché è una passione e anche un divertimento. È stata una bella giornata, pesante, però è soddisfacente perché poi ti ritrovi delle fotografie che le tieni. Un domani dirai guarda la mamma, guarda com'ero, guarda la mamma, guarda la nonna. Sì, perché poi la bellezza va via e quindi è giusto che ci sia il ricordo, ecco. Ma lo fai anche per professione quando ti capita? Sì, anche se c'è la possibilità e dove mi pagano, ben volentieri. Qual è il momento più bello? Quando ti truccano o quando quei 10 minuti dedicati a te? La foto. Vabbè, è tutto bello, dalla foto, dal parrucco al trucco alla foto. فكرتك الايام كنت معك سهران القصبة والقران ومع قديمة فرحان فكرتك الايام كنت معك سهران القصبة والقران ومع قديمة فرحان سيدم رسيدم درودو برديدم سيدم رسيدم Tu sai quante foto ti hanno appena fatto? Le hai contati flash? No. In quel momento è l'ultimo dei tuoi pensieri sicuramente? Sì. Allora, com'è dai stare da quella parte? No, è stata comunque una bella esperienza, ci siamo divertita. Hai mai fatto le foto, quindi hai mai posato per qualcuno? Sì. Sfilate, book, queste cose. E com'è l'atmosfera che si respira in queste occasioni, anche il rapporto con le altre ragazze? Non sembra bellissimo, però comunque se si ha la compagnia adatta ci si diverte. Dove trovi tutti gli orecchini che indossi? Abbiamo visto anche nel set con altri orecchini. Ovunque. Assolutamente grandi? Assolutamente grandissimi e particolari. Siamo entrati nel set. Ciao, come ti chiami? Federica Provenzano. Mentre il fotografo mi guarda male, mi sta cacciando da qua. Allora, cosa si prova in questo momento, proprio in questo preciso istante, quando lui ti sta per scattare la foto? È molto emozionante, direi che io sono una ragazza timida, molto timida ed è emozionantissimo. Ok, allora ti lascio qua proprio con la posa, uguale, non ti muovere perché lui lo dobbiamo... prego, buon lavoro, scusa. Va bene, allora noi lasciamo andare. È bello quando fa il flash. Sì, bellissimo, è un'emozione. Ok, ti lascio continuare allora. Grazie. Oh Sergio, quando avrai 90 anni diranno il patron
di Miss I Love Agrigento. Tipo, quando morirò, no, vivrà, si farà i soldi. vedrà. Allora Sergio, oggi è una grande giornata, davvero. Tutte le ragazze sembrano state soddisfatte, diciamo mogliettine soddisfatte della giornata, perché sono divertite, perché sono stanche, ma assolutamente gli piace stare sul set, quindi è veramente soddisfacente. Quindi anche grazie a te oggi c'è stata questa giornata. Dopo un anno è arrivata la finale di Miss I Love Agrigento. Si è concluso oggi Miss I Love Agrigento con le foto del calendario 2013. Sì, il calendario che fatica. Sì, una fatica enorme, tu sai quando, perché abbiamo fatto già assieme la scorsa edizione. Si tratta veramente di andare a interessare tutte le ragazze, trovare già delle foto da fare per le location che poi saranno interessate per la promozione del territorio. Ora, da ora in poi ci sarà la post-produzione, quindi verranno modificate le foto, verranno prese gli scatti migliori. Questo sarà un compito del nostro direttore artistico, adesso nominato Lillo Arcieri, che prenderà il meglio di questa giornata. Poi queste foto saranno poi sistemate, diciamo, in dei contesti per la promozione del territorio. Ancora ci sono diversi progetti in ballo, quindi ancora non c'è nulla di definitivo, perché comunque abbiamo diversi progetti che si dovranno incastrare per vedere quali sono i luoghi da promuovere. Quindi comunque oggi c'è stata la scelta delle ragazze, e quindi comunque parteciperanno queste ragazze che sono nel video loro che non stanno lo sapevano, vedendo, ma adesso lo sapete, sono loro. Okay. Queste saranno le ragazze del calendario, quindi si era detto che chi ancora non si sarebbe saputo, cioè le ragazze che venivano qua ancora dovevano essere selezionate, ma alla fine non abbiamo scartato nessuna ragazza. Sono state veramente tutte molto belle, sì. E poi naturalmente interessa, ecco, promuovere le ragazze, comunque valorizzare tutti gli artisti, e anche ne parlavamo prima con il signor Fedele, che appunto per quanto riguarda Mastica Siciliano, anche con i cibi siciliani, quindi tutto sempre chilometro zero, promuoviamo la nostra Sicilia. Sì, possibilmente anche nel calendario di Miss I Love Agrigento ci sarà qualche sorpresa di Mastica Siciliano, comunque dobbiamo inserire. Ok, allora io vorrei ricordare 3 siti, come faccio sempre. Allora, unsologregge.it, masticasiciliano.it, iloveagrigento.it, abbiamo finito, generazionenonstop.it, va bene. Ok, grazie Sergio, come sempre, anche questo grandissimo evento si è concluso qua, quindi con il grande calendario 2013 di Miss I Love Agrigento. Grazie, ciao. كأنها ملكة عصرة وبلوزة هامة للزة ومثلك تربع مختصرة. حقي عقاب اللهاب، مش حقي عالتنورة، مش حقي عالتنورة.